E durante questo venerdì nero potete dormire fino a Da tutta tardi. la regione, rendendo il I venditori venerdì lo nero definiscono il super. So, con 140 9.000 milioni negozi che offrono Milioni merce di dollari in scontata contanti nell'anno che passeranno di mano in mano a partire da qui a offerte incredibili ovunque. 140 milioni di americani previsti nei negozi. L'influenza stagionale in anticipo è già Sembra si iniziata. tratti di una variante sconosciuta Il caso dell'influenza. sospetto di... Molti esperti non sanno È cosa un'altra fare. dura realtà. Mi sentivo un po' strana e così ho deciso. Secondo alcuni quotidiani ci sono segnalazioni non confermate di un'epidemia Siamo di preparati per una lieve epidemia di vaiolo. Guardia nazionale diretta a un Ci sono ospedale al centro treni, di tutti Manhattan. sono chiusi, là fuori c'è Il la guerra. vaiolo è un pericolo reale. dell'AIDS, più Ci dell'Ebola. sono abbastanza vaccini per Fermo tutti. subito. Non è una situazione di emergenza. Una città americana completamente Noto isolata. come veleno verde. Central Park è diventato un punto di sepoltura di massa. Interruzioni di corrente, fughe di gas, incendi. Sembra che il prevede un'altra nottata di saccheggio Gli selvaggio. abitanti di New York chiedono Dov'era la Qualsiasi unità disponibile. Incendio a Houston e Molti Pitt. dei primi soccorritori sono morti o risorsa disponibile. ci trattano come animali. Non è il nostro lavoro, non siamo addestrati. Quando siamo stati attivati, la situazione era critica. Peggio del previsto. Siamo un'elite, agenti segreti altamente addestrati. Ci chiamano solo quando non c'è più speranza. Non abbiamo regole. Non abbiamo limiti. Dobbiamo proteggere ciò che rimane. Siamo i tuoi colleghi. Siamo i tuoi vicini. Potremmo essere i tuoi amici. Ma quando ci chiamano, Ci lasciamo tutto alle spalle. noi siamo La divisione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di questo nuovissimo game. Oggi ci troviamo all'interno di The Division, finalmente è stato rilasciato dalla Ubisoft e siamo pronti a intraprendere una nuova avventura. Questa notte ho scaricato circa 30 giga di file e siamo adesso nella personalizzazione del personaggio. Allora, ho scelto questo personaggio, mi piaceva di più tra gli altri. La personalizzazione è molto semplice, è possibile scegliere il sesso, i capelli, le varie acconciature, a me vanno bene queste, la barba, ovviamente i baffi, il colore dei capelli, come potete vedere, tratti distintivi tra alcune cicatrici. Ecco qua c'è un colpo di macete, qui c'è un'abrasione, una X su dove trovare il tesoro e varia roba del genere. Possiamo trovare anche delle pitture di guerra, ecco qua, tipo soldato del Vietnam, ecco qua, Brevard e così via. Infatti, ma ovviamente io ho scelto il personaggio semplice così com'è. Ovviamente possiamo scegliere anche tra svariati tatuaggi, ovviamente tutti nel collo, eccoli qua. Potete vedere una specie di scacchiera. Ovviamente lasciamolo così, semplice. Numero 1. Accessori come piercing, occhiali e tutto il resto, ecco qua. Eccoli qui, potete vedere. Alla tipo Halo. Perfetto. Allora, andiamo nuovamente nella sezione 1 e confermiamo il nostro personaggio. Attiviamo il nostro agente, autorizzazione. Benissimo. Mi dispiace, ma sono un pochettino raffreddato, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino. Intelligenza software per l'analisi computerizzata attivata. I sistemi ISAC sono operativi. Allora, come avete ben potuto vedere... Prepararsi presso sì. l'indicatore per iniziare la verifica delle armi. Andiamo a ripararci. Allora, la grafica non è niente male, come potete vedere. Sto usando la GTX 970 come vi ho mostrato nelle foto di Facebook. Allora, possiamo ripararci col tasto spazio e ovviamente cercare di scavalcarlo con CTRL. Allora, vediamo un po'. L'arma principale la possiamo provare, vediamo un po'. Perfetto. Test dell'arma principale riuscito. Ottimo. L'arma di fianco, vediamo un po', è una pistola. Allora, premi 3 per impugnare l'arma di fianco. Balistico, sparare ai bersagli evidenziati. Cos'è evidenziato lì? La lattina? Prova di fuoco riuscita. Bene, allora. a bordo, agente. Sono Louis Chang, comandante della sezione nord-est della divisione. La tua attivazione è dovuta alla pericolosa instabilità di Brooklyn. L'ISAC ci ha aggiornato sui tuoi progressi. Procedi al rifugio più vicino per ottenere la dotazione completa.
Allora, dobbiamo seguire gli indicatori. Come potete vedere, cliccando il tasto M ne sapremo qualcosa di più. Il nostro personaggio è visto un pochettino in visione dall'alto. Eccolo qui. Allora, dobbiamo andare direttamente verso questo punto di ritrovo blu. La nostra nuova missione, l'abbiamo appena adesso selezionato. Brooklyn è un'area inesplorata, vediamo di affrontarla. Guardate il ponte come fumante. Sarà successo direttamente qualcosa. Che è successo? Cosa c'è qua? Oh, ci sono altri agenti. Chi è questo? Vediamo un po'. Sarà un povero senza tetto? Sì, probabilmente. Vuoi farmi venire un infarto? No, no, tranquillo amico mio. Come avete ben potuto vedere dal video, è scoppiata una sorta di epidemia in queste strade. E adesso noi siamo stati attivati un po' per risolvere la situazione. Dobbiamo fare rapporto alla GTF nel rifugio. Non ho neanche dato un'occhiata ai dettagli grafici. Comunque credo che siano al massimo. Andiamo alla roccia di Plymouth. Agente, ho conferma dell'arrivo dell'agente Fei Lao. Vai a parlarle quando entri. Bene, allora, vediamo di scavalcare questo bancone. Saliamo al piano di sopra, ragazzi, vediamo un po'. Ingresso in un'area sicura. Sì, come facciamo ad aprirla? Con F? Bene, chi è passato qua? Ehi, dove siete? Oh, perfetto. Allora, siamo nel nostro rifugio, finalmente. Dobbiamo entrare in contatto con questo agente, credo. Sì, perfetto. Stiamo perdendo il quartiere. I riottosi avanzano, stanno venendo da questa parte. Ci serve della gente lì. Non hanno chiamato solo me. Sono Fei Lao della divisione. Sono stata attivata insieme a te, parte della seconda ondata. Non so che cosa sia successo alla prima ondata, ma purtroppo abbiamo ancora molto da fare. Abbiamo pochi dati e non possiamo assolutamente fallire. Non finché Manhattan è bloccata e Brooklyn è in bilico. Quelli come noi sono l'ultima linea della resistenza. Forse sapremo qualcosa di più dopo aver incontrato il comandante. Dati sulla situazione, su chi trasforma le strade in una zona di guerra, su qualunque cosa possa farci capire come muoverci. Ora con permesso, tenente? L'agente Eisen e la sua squadra si stanno occupando dei rapporti. Se vuoi trovare una zona calda, chiedi a lui. Bene. Completa l'attivazione al terminale per abilitare l'attrezzatura e lo stato operativo della direttiva 51. Ma... ok. Allora, procediamo. Vediamo di... oh, ok, perfetto. Mi dispiace, mi faccio passare. Perfetto. Allora, andiamo... allora, completa l'attivazione. Credo che devo farlo direttamente al computer. Vediamo un po'. Identità confermata. Attrezzatura Shade attivata. Allora, premi L e vai sulla schermata abilità per attivare un'abilità. Allora, queste sono le svariate abilità disponibili. Allora, benissimo. Attivare un'abilità con la barra spaziatrice e utilizzarla con la E. Medico, tecnologico, sicurezza. Allora, più che altro dovremmo andare sulla sicurezza, secondo me. Uno scudo balistico in grado di assorbire i danni quando è attivo può impugnare solo l'arma da fianco. Ecco, potrebbe essere interessante. Vediamo un pochettino di attivare questa abilità. Allora, assegniamo lo slot E. Ok, e premi E per usare l'abilità attivata, credo. Ok, stabilisce la base operativa a Manhattan per accedere a questa funzione. Wow, quante personalizzazioni, ancora è un po' difficile riuscire a prenderci la mano. Olè, vediamo un po' dove siamo. Il rifugio aiuta. Allora, con calma. Allora, vediamo di richiedere un rapporto della situazione. Grazie al cielo sei qui, agente. Non avevo mai visto Brooklyn in questo stato. Si sopravvive a malapena. Sarò il tuo contatto per l'operazione di emergenza. Siamo sempre in azione. Ok. Allora, dobbiamo andare a Brooklyn a recuperare le scorte di cibo. Volevo capire un attimo come funzionava questo. Allora, attiva mod. Dovrebbe essere così. Vediamo adesso se funziona. Dovrei... vediamo un po', magari uscendo fuori riusciremo a capirci qualcosa di più. Allora, andiamo via di qui, vediamo di andare a prendere le nostre scorte di cibo, dovrebbero essere al piano di sotto. Attenzione, stai ecco qua. abbandonando l'area sicura. Sì, sì, sì. Perfetto, il nostro scudo antisommossa mi è sempre piaciuto e adesso vedremo di impugnarlo come si fa a toglierlo? Ah, perfetto. No, ho capito. Vediamo un po'. Ah, bene. Allora ragazzi, devo un po' fare un attimo di pratica con i comandi. Vediamo di scendere al piano inferiore. Ah, ecco qua, perfetto, usciamo. Avanti. Andiamo a recuperare le nostre scorte di cibo. Perfetto. L'Isaac può intercettare le trasmissioni dai luoghi della mappa. Così puoi ottenere qualche informazione in più sulle tue destinazioni. Bene. Allora, proviamo a scavalcare. Agente, i riottosi hanno rubato le scorte di cibo della settimana dal centro di distribuzione di Brooklyn Heights. Cercano di rivendere la roba alla gente che muore di fame. Si approfittano della gente che soffre. Riprenditi quel cibo. Probabilmente qualcuno sta cercando di fare il furbo. Proviamo la nostra pistola, ragazzi. Ehi,
Ok. Usiamo il cervello e li batteremo. È stato incredibile. Ok, perfetto. Ci sono voluti 10 colpi per abbatterlo, però ce l'abbiamo fatta. Bene, scendiamo. Vediamo chi è questo che c'è a terra, perquisiamolo. Rifornimenti scomparsi identificati. Cosa c'è qua? Esamina. Allora, gli oggetti saccheggiati finiscono nel tuo inventario. Premi esche per aprirlo ed equipaggiarli. Allora, l'inventario ha un nuovo oggetto. Allora, borse, credo che sia qui. Granate, il personaggio, eccolo qua. Siamo per adesso a, come dire, salute 600. Ok, dov'è la roba che abbiamo raccolto? Corazza, equipaggiamento in uso. Vediamo un po'. Ma cercheremo di capire più avanti. Ovviamente voi con i commenti cercate di darmi anche una mano. Allora, proviamo a dare un'occhiata da questa parte. Scavalchiamo il muretto. CTRL come Tomb Raider 2. Il tasto azione. Cosa c'è qua? CTRL. Ah, per scavalcare anche il muletto. Non ci interessa. Vediamo un po'. Scavalca. Sì, perfetto. Allora, dobbiamo procedere da questa parte. Selezioniamo la pistola, che mi piace molto di più del fucile. Quando sei dietro un riparo, com'è? Avvicinamento al luogo indicato. Punta la visuale verso un altro e tieni premuto per scattare. Ah, ok, tipo così. Perfetto, oppure in quel modo. Vediamo. Sì, seguiamo delle rette di guida. Non cede per niente. Che c'è? È perché non sei capace. Ci penso io. Vediamo. Ah, devo tenere premuto, ok. Genio. Fammi vedere come si fa. Fuoco! Area in sicurezza. Benissimo. Nemici neutralizzati. Allora, vediamo cosa c'è qui. Abbiamo neutralizzato i nemici, colpo alla testa. Qua ci deve essere l'oggetto che ci stavamo... Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Ok. Eccoli che arrivano, ragazzi. Proviamo a trovare rifugio. Per esempio, proviamo a spostarci da quella parte. Ok, abbiamo disegnato una retta e ci muoviamo. Eccoli che arrivano. Ecco il primo. Wow, è difficile sparare con questa pistola. Attenzione, proviamoci. Eccolo un altro. Ok. Uff, non abbiamo granate. Ecco, proviamo a usare il nostro scudo antisommossa. Come si fa? Cos'è B? Ah, B deve essere la cura. Ah, eccolo. Perfetto. Attenzione. La pistola. Perfetto. Andiamo, CTRL. Volevo vedere come si usava lo scudo antisommossa. Com'era? F, E. Non riesco a usarlo. Ah, V per curarci con un kit medico. Vediamo un po'. Allora, abbiamo per adesso la barretta. Come si fa? Ma ancora non possiamo curarci. Allora, proviamo ad andare qua su. Vediamo cosa c'è. Scusate. Allora, proiettile esplosivo. Benissimo. Premi V per... Ah, ecco qua, perfetto, ci siamo curati. Non dovevo tenerlo premuto. Allora, entriamo qui dentro. Vediamo cosa c'è. Una radio appena accesa. Allora. Dobbiamo trovare... Ah, ecco qua, finalmente l'altra zona della scorta. Recupero marcato. JTF notificata. Perfetto. Scusate ragazzi, ma sono davvero... Ottimo lavoro, agente. Porteremo quel cibo ai bisognosi. Sono davvero pieno di raffreddore e ho la testa tra le nuvole, quindi scusate un po' per la voce, parlo un po' con il naso. Sono disponibili altre missioni, adesso noi ce ne guardiamo qualcun'altra. Vediamo un po' dove possiamo andare, per esempio missione secondaria. Giochiamo una missione secondaria. I riottosi hanno rubato una cassa di morfina. Forse proveranno a venderla o la useranno. C'è gente che soffre e ha bisogno di quelle medicine. Ora. Vedi di Volevo recuperarle. capire come usare lo scudo. Amen, perfetto, vediamo. Devo un po' fare pratica, vediamo come si usa. Ma perché clicco E e non lo usa? Vediamo. Questa è l'arma, ok. Col 3. Boh. Nessun'arma equipaggiata, ma come può essere? Inventario. Dov'è? Corazza, no. Dov'era? Personaggio, armi da fuoco, arma principale, borse. Ma l'ho preso prima. Ah, ecco, aspetta, con L si faceva. Eccolo qua. Attiva. Ok, vediamo se possiamo usarlo. No, non riesco a capire.
Vabbè, ragazzi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti come posso utilizzare questo dannato scudo antisommossa per bene, perché non riesco a capire. Allora, vediamo di procedere secondo questa retta. Alla nostra destra hanno rubato delle scatolette di morfina, quindi... Ah, ecco, premi E per impugnare lo scudo. Ti proteggerà, riponilo tenendo premuto E. Ok, non lo uso. Non riesco a usarlo. Vediamo un po'. Dov'è? Eccolo qua. Attiva. Assegna. Com'è? Oh, non riesco a capire come funziona. Vediamo un po'. Oh, vediamo un po'. Andiamo nuovamente sulla L. Allora, questo è lo scudo, no? Perfetto. Comandi. Slot. Ecco qua. Attiva abilità. Sostituisci con scudo balistico. Ecco fatto. Attiva. Ok. Assegna pure. Vediamo se funziona. Eccolo qua. Perfetto, l'abbiamo gettato. Ma che è? Usa e getta? Non riesco a capire. Allora, scusate se perdo un po' di tempo, ma voglio capire. Eccolo qua. Attiva. Assegna. E ogni volta devo fare questo discorso per utilizzarlo. Dov'è? Boh, non lo so ragazzi, cercate di spiegarmelo voi. Ho cliccato ma lo esce quando vuole lui, non lo so. Intanto procediamo, ci sono dei corvi. Allora, andiamo avanti. Chi c'è qua? Vediamo. Questo è morto, poverino. Andiamo un po' più avanti. La morfina rubata deve essere più o meno a 100 metri dalla nostra posizione, procedendo verso ovest, perfetto. Allora, elementi scomparsi identificati. qua c'è qualcosa. Vediamo di aprirlo. Ah, ora l'ha uscito lo scudo, quando non mi interessava. Allora, abbiamo preso un kit medico, perfetto. E nascondiamoci dietro questa sorta di... Ok, perfetto, di muretto. Eccoli ragazzi, siamo pronti? Fuoco! La pistola! Area in sicurezza. Nemici neutralizzati. Vediamo di marcare l'area. Confermato. Recupero marcato. JTF notificata. Perfetto. Qui Sparrow 5. Ci avviciniamo alla tua posizione. Dobbiamo difendere l'area per 1 minuto e 20. Ok. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Bene, proviamo lo scudo. Ok, fatto fuori. Ecco che ne arrivano altri, ma con lo scudo dovremmo stare tranquilli ragazzi. Eccolo. Ricarichiamo. Eccolo. Becca di questo. Su Battlefield mi piace tanto usare questo scudo, perché non so, ha qualcosa di interessante. Vieni qua, bello. Perfetto. Abbiamo anche il kit medico, ricordiamolo. Ecco che se ne avvicina un altro. Cerchiamo di puntare alla testa. Benissimo. Avanziamo. Ecco quello che tenta di scappare. Forza. È un po' più lontano del solito. Difficile sparare con queste armi però, Eccolo. Fatto fuori. Bene, siamo ancora a livello 1 a quanto ho capito. 30. Ehi là, da questo. Altro colpo alla testa. Perfetto. Abbiamo 30 secondi. Rimaniamo in attesa. Eccoli che arrivano. Sulla destra. Fuoco. Ok, attenzione, ricarichiamo. Ma è troppo forte questo scudo, così non ce lo possono distruggere e noi possiamo farli a pezzi. Non ho capito. Così siamo invincibili. Chi c'è qua? Eccoli. Fatto fuori, ne rimane un altro. Confermato. Sparrow 5 sul posto, pronti all'ingaggio. Bene. Ecco che arriva la nostra squadra, ragazzi. Ecco che se ne avvicina uno. Ok, eliminato, ne rimane un altro. E lo scudo è uscito fuori come non so cosa. L'ha tirato fuori lui. Ok, ma abbiamo anche delle... Oh, ma le munizioni sono contate o infinite? Credo che sono infinite. Posizione in sicurezza. Presenza nemica eliminata. Ottimo lavoro, agente. Porteremo le medicine ai feriti. Saranno davvero utili. Benissimo. Scatoletta di cibo. Intanto qua vediamo di saccheggiare questi corpi. Cosa c'è qua? Guanti, esamina. E li abbiamo presi se non sbaglio,